Ringrazio Legambiente che ha scelto Ravanusa per questo importante incontro, testimonianza del fatto che il nostro paese è in prima linea per l'ambiente, per la raccolta differenziata. Siamo un modello di riferimento per la gestione in-house dei rifiuti, ed oggi abbiamo dimostrato che abbiamo voglia di guardare al futuro, perché insieme alla SRR, con un accordo che abbiamo sottoscritto, stiamo riuscendo a far partire dopo tanti anni di stop il centro di compostaggio, un importante impianto di conferimento dell'umido nella nostra area industriale, che servirà non solo il paese di Ravanusa ma tutti i comuni della parte orientale della provincia. I lavori pensiamo e speriamo che inizieranno entro fine dell'estate del 2023, e poi già a fine 2024 questo impianto potrà essere operativo e servirà a fare pagare meno i cittadini e a rendere un servizio migliore alle nostre comunità. Questo incontro punta l'attenzione sul fatto che in provincia di Agrigento si è arrivati a grandi risultati dal punto di vista della raccolta differenziata, perché il 75% dei comuni supera le percentuali stabilite dalle norme, però a questo punto occorre chiudere il ciclo, il ciclo integrato dei rifiuti, perché occorre costruire gli impianti di trattamento dei rifiuti e quindi bisogna completare l'anello mancante di questa catena, di questo ciclo, che ci porti appunto a una trasformazione della nostra economia da economia lineare ad economia circolare, e bisogna costruire gli impianti per il trattamento dei rifiuti che riusciamo a raccogliere. In questo momento i frutti della raccolta differenziata della provincia di Agrigento vengono esportati in qualche modo, e questo è una diseconomia, perché bisogna fare filiera corta, bisogna trattare i rifiuti dove i rifiuti vengono prodotti, e quindi bisogna costruire degli impianti di trattamento all'interno della nostra provincia, che servano alla nostra provincia per ridurre i costi e per rendere più virtuoso appunto questo nostro ciclo della raccolta differenziata dei rifiuti. La SRR oggi si sta impegnando a portare avanti campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti. Siamo in uno stato avanzato, abbiamo anche lavorato sull'impiantistica, a breve sorgeranno 2 impianti pubblici, uno a Ravanusa e uno a Casteltermine sul trattamento dell'umido. Molti comuni, devo dire, che anno dopo anno aumentano le percentuali di differenziata. Quindi questo ci porterà sicuramente ad avere una maggiore percentuale di raccolta differenziata, e quindi un minor rapporto alle discariche, che oggi sono il vero problema, diciamo, della gestione dei rifiuti in Sicilia. Io mi auguro e spero che il nuovo assessore ponga attenzione verso questa problematica, e dopodiché possiamo dire che in Sicilia si potrebbe anche avere un'ottima raccolta differenziata e portare avanti delle campagne veramente che migliorano l'ambiente e la vita dei cittadini.